Ciao ragazzi, qui sempre donna vivissima Valeria Cimò, scritto tutto piccolo, tutto minuscolo. Riprendiamo un po' le fila del discorso, sempre per la chat Noieco 1776 per terre siciliane. In seno alla ricerca sulle leggi naturali, chiaramente. Oggi vi propongo quindi uno studioso che si chiama Curtis Kallenbach, magari qualcuno di voi lo conosce, è dello zigote. Kallenbach parte dall'accoglimento degli studi di Rousseau. Rousseau analizza il cosiddetto contratto sociale. Lo stesso Rousseau considera il contratto sociale come un allontanamento dall'uomo naturale, quindi dalle leggi naturali, e quindi come un allontanamento anche dalla sovranità individuale come collettiva, perché questo contratto sociale dice che il bene è il bene comune. Ed ecco che con l'emissione di un trust noi come esseri umani diventiamo un bene comune. Ma dice Kallenbach, qual è il momento della mia biologia in cui posso dimostrare di non poter diventare un bene comune? È proprio la formazione dello zigote, perché il DNA che viene formato, i 23 cromosomi dell'ovulo e i 23 cromosomi dello spermatozoo, il DNA che viene formato è inscindibile e non può essere un bene pubblico. Ma questo, diciamo, apre un altro filone di riflessione su come abbiano tentato di, più che rendere un bene pubblico il DNA, di renderlo brevettabile e quindi di inserirlo nell'ambito del commercio. Ma questo DNA unico contenuto nello zigote di cui ci parla Kallenbach è invece una proporzione divina. Faccio una piccola digressione su come avviene questa fecondazione. Un unico spermatozoo su 12 che lo aiutano a tendere le pareti dell'ovulo entra perché l'ovulo decide che quello spermatozoo è della giusta misura. Teoricamente la cessione dovrebbe essere di 23 cromosomi dallo spermatozoo e 23 dall'ovulo. In realtà si è capito che l'ovulo può decidere la quantità di cromosomi da rilasciare, da concedere, che possono essere più di 23. Quindi non siamo in un regime competitivo quanto in quello di cooperazione. E in questo zigote, l'unione di 23 più 23 fa 46, abbiamo la formazione del DNA e il DNA è il nostro 1. Kallenbach considera questo 1, il ritorno all'origine non alienabile, un ritorno alla proporzione divina. Infatti cita l'oracolo di Delfi e dice, l'oracolo di Delfi dice conosci te stesso, gnoscete ipsum, ma non dice solamente conosci te stesso, c'è una parte occultata che dice conosci te stesso nella giusta misura. Ed ecco che in questo 1 del DNA unico, dello zigote unico, Kallenbach individua proprio la giusta misura, il rapporto divino, la proporzione divina. Del resto, egli stesso analizza la sequenza di Fibonacci, il cui numero di partenza è proprio 1. La caratteristica della sequenza di Fibonacci è la seguente: il numero parte da 1 al centro della spirale di questa conchiglia, vi si sovrappone un secondo 1, l'1 più 1 fa 2, il 2 più 1 fa 3, il 3 più 2 fa 5, eccetera, fino ad arrivare a 55. Quindi l'origine di questa spirale è un 1. Mentre tutti gli altri numeri divisi su quello che lo precede fanno il φ 1,62, il numero che è all'origine della spirale, che è 1, non fa il φ, ma fa 1. Quindi c'è come una emanazione radiale all'inizio, all'interno della spirale, che poi invece diventa spiraliforme. Al centro di questa conchiglia abbiamo uno sdoppiamento, pensiamo per esempio alla morula, di cui 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, che ferma lo suo sdoppiamento simmetrico fino a un certo punto perché poi diverrà spiraliforme, cioè il momento in cui il φ subentra come costante, questo numero costante 1,62. Infatti se noi dividiamo il 55 per il 34 abbiamo l'1,62, il 34 per il 21 avremo l'1,62, eccetera, fino ad arrivare al 3 diviso 2 che invece fa 1,5, il 2 diviso 1 che fa 2, l'1 diviso 1 che fa 1. Ed ecco la giusta misura, l'origine inscindibile.
Ora, perché Curtis tiene a risalire a un'unità inscindibile? Perché la considera la reale nascita, lo zigote è per lui l'arca dell'alleanza, è il luogo dove i cromosomi si uniscono, il luogo dove abbiamo il nostro archivio, la nostra arca, appunto. Cosa che non accade al momento del concepimento, che avviene 9 mesi dopo. Quindi considerare la nostra vita iniziare da 9 mesi dopo significa rinunciare a questa storia di 9 mesi, e questo va contro le leggi di natura che dicono la verità. Allora, Curtis capisce che al momento del parto, la donna espelle il bambino con la placenta, e questa placenta viene separata col taglio del cordone ombelicale, e si impedisce che tutti i liquidi presenti nella placenta e nel cordone vengono riversati dentro il bambino, e sappiamo quanto questi liquidi abbiano in sé la soluzione di molte malattie che potrebbero presentarsi durante la crescita dell'individuo. Questo taglio è considerato dal Callenberg proprio come una scissione, che porta a una nascita della personalità piuttosto che uno sviluppo della coscienza. È una finzione, è uno sdoppiamento, quindi, ed è su quella che lo Stato emette il trust, perché considera la placenta come un relitto, il bambino un naufrago, e al contempo la placenta e il cordone ombelicale sono frammenti di questo nato morto, su cui quindi si emette un trust, perché sul defunto bisogna pur trovare un amministratore. Quindi risalire allo zigote significa non solo riconquistare 9 mesi di storia, ma rendere impossibile questa divisione, questa scissione. Ora, è interessante anche l'analisi che fa il Curtis su un immaginario che è stato inoculato per far sì che quello che dovrebbe avvenire in terraferma avvenga invece secondo le regole del commercio, e quindi marittime. Pensiamo che si utilizza la figura favolistica della cicogna, che è vestita come un ufficiale della posta, consegna appunto alla cassetta delle lettere, che sappiamo noi essere un approdo, il bambino, come quindi una merce che è stata pesata, valutata, e anche la cui placenta è stata pesata e valutata. Quindi il regno del commercio, della posta, al posto della legge naturale. La placenta, del resto, dice Callenberg, significa proprio torta, è il mozzone di cordone ombelicale, è questa miccia che noi accendiamo come fosse una candelina per festeggiare tutte le volte l'emissione del trust, quindi il momento della nostra nata schiavitù. Inoltre assistiamo a una finzione nella finzione, perché festeggiare un proprio compleanno, eludendo questi 9 mesi che ci appartengono, ogni 365 giorni, significa festeggiare dentro un sistema di misura commerciale del tempo, e quindi una maniera di allontanare il tempo dall'ambito della coscienza e immetterlo, ripeto, in quello commerciale. Perché commerciale? Perché i nostri 365 giorni sono del calendario gregoriano istituito nel 1582. Se dovessimo invece seguire un calendario naturale, dovremmo seguire quello lunare, che è proprio quello che segue il flusso mestruale della donna, nonché anche la gestazione, che sappiamo dura 9 mesi. Infatti,
Gli anni lunari erano fatti di 9 mesi, i cui mesi erano fatti di 28 giorni, cioè esattamente la durata media del flusso mestruale della donna. Quindi il calendario gregoriano è un calendario che agevola piuttosto che la venuta alla luce dei nuovi arrivati dell'umanità, agevola il commercio, e sappiamo che il calendario gregoriano arriva dopo la quarta bolla di Papa Paolo III, la cosiddetta Licet ab Initium del 1540, che mette nel corpo del trust le anime, e come amministratori mette i gesuiti, che diventarono i gendarmi della Chiesa attraverso l'Inquisizione, che dovettero, sappiamo noi come, salvare le anime. Come fare questo calcolo per riappropriarci questi 9 mesi e capire l'intensità della nostra storia già dal momento dello zigote, quindi già dal momento della formazione del DNA, e quindi di quello che è unico e indivisibile e che non può essere considerato bene comune e su cui non si può emettere alcun trust. Allora, noi sappiamo che nasciamo, impieghiamo 40 settimane, cioè 9 mesi per venire alla luce. Quindi dobbiamo considerare 280 giorni prima della nascita. Per fare questo calcolo, che io ho fatto sulla mia nascita, vi consiglio di andare su un sito, si chiama calcolo.it, giusto per bypassare il problema di dover contare i mesi che non sono, tra virgolette, regolari, cioè vi sono quelli da 28, quelli da 30 e da 31. Calcolati i 280 giorni, noi arriviamo alla data del primo giorno dell'ultima mestruazione di nostra madre, prima che rimanesse incinta, quindi prima che il suo ovulo fosse fertilizzato. A questi 280 giorni, quindi, dobbiamo togliere ancora 14, perché dal giorno dell'ultima mestruazione al momento dell'ovulazione, momento quindi in cui lo spermatozoo può fecondare l'ovulo, passano 14 giorni. Quindi 280 meno 14 fa 266. Allora, andiamo indietro di 266 giorni rispetto alla nascita così come siamo abituati a festeggiarla, cioè quella della venuta alla luce, e troveremo il momento della formazione dello zigote, della formazione del nostro DNA. Io ho trovato un modo di bypassare il problema di dover rifare i documenti che si basano ovviamente sulla nascita così come ordinariamente concepita. Ho fatto semplicemente un'applicazione della proiezione atto creativo, l'ho chiamata atto di nascita, su cui avevo precedentemente bonificato il deposito di mio padre di me come una bambina di sesso femminile trovata senza una madre, in cui emancipai dalla presenza di quest'atto anche i facenti funzione. Ho aggiunto un punto dove aggiungo la negazione del consenso al taglio del cordone, e quindi alla riappropriazione di questi 9 mesi della mia storia. Diciamo che è molto interessante fare questa operazione anche a livello solamente puramente energetico, perché è un altro modo di confermare quanto noi vogliamo stare fuori dalla finzione, fuori dalla doppia realtà, e essere nella realtà vera, perché la realtà esiste, perché vogliamo una verità che faccia scomparire questi doppioni. Callenbeck dice che ogni volta che neghiamo il taglio ritorniamo a essere proprietari di tutto, perché a proposito del tema della proprietà che avevamo approntato tempo fa, possiamo dire che proprio bisogna essere integri, cioè non bisogna sopportare che ci tolgano via delle parti per essere proprietari di tutto, e quindi nel momento in cui siamo proprietari di tutto non abbiamo più bisogno di reclamare il conto sottratto, semplicemente perché abbiamo detto la verità, e riappropriarci della verità ci mette nelle condizioni, secondo legge naturale, di godere del flusso dell'abbondanza senza che niente più possa ostacolarlo. C'è qualcosa di veramente interessante che Callenbeck cita ovviamente
Gesù Cristo. Perché Callenberg considera l'inizio proprio della dualità col taglio del cordone, quindi l'esperienza cristica come un atto spirituale che torni all'integrità. Lo fa arrivare a studiare ovviamente Luca. Luca nel versetto 5,31 dice Callenberg scrive: scribi e farisei chiedono a Cristo: perché mangiate e bevete coi repubblicani e i peccatori? Quei repubblicani sarebbero gli esattori delle tasse, gli ebrei a Roma, e i peccatori sarebbero coloro che avevano debito. Pensiamo che la parola peccatore nella Bibbia fu sostituita da debito, quindi vediamo come la Bibbia diventa veramente un codice del commercio a tutti gli effetti. E lui risponde che quelli che sono nati sani, cioè col proprio cordone, con la propria placenta, che hanno consentito ai liquidi presenti dentro la placenta e il cordone di riversarsi dentro il bambino, e così da assicurarsi anche una vecchiaia sana, e sono integri, e quindi non hanno bisogno di lui, perché lui era un medico, perché da interi lo hanno già. Inoltre Callenberg fa una riflessione sulla parola amniotico e amnio, che significa, amnio significa agnello, e quindi lui dice: se hai integrato le tue 40 settimane non hai debiti, non hai bisogno di alcun agnello di Dio che toglie i peccati, quindi i debiti del mondo. Con questa riflessione chiudo questa piccola riflessione sul Callenberg e sull'importanza di tornare all'origine delle cose e della nostra unità e della nostra reale storia, senza lasciarcela sottrarre, perché qui stanno le basi di un mondo in cui l'uomo smetterà di giudicare l'altro uomo semplicemente perché sarà fuori dallo ius, dalla finzione, starà dentro invece la legge naturale. C'è un mondo dove viviamo secondo coscienza, che non è altro che il paradiso. Un abbraccio a tutti, spero vi sia stato utile, troverete dei link. A presto, Valeria.